Giuseppe Pendolino vince la corsa alla presidenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, 44.512 dei consensi contro 50.699 di Pendolino, che portano il sindaco di Aragona al governo dell'ex provincia regionale di Agrigento. L'elezione del nuovo presidente del Libero Consorzio Comunale, dopo 11 anni di commissariamento, è un'elezione che ha un profondo significato politico, dopo l'istituzione dei liberi consorzi comunali, con un'elezione di secondo livello a suffragio ristretto. Guarda, è una mozione bellissima, c'è stata una campagna elettorale dura, perché ecco, anche se votavano soltanto i sindaci e i consiglieri, comunque ecco, girare tutta la provincia è sempre pesante, però ecco, sono contento del risultato, è un risultato diciamo che nell'area era già aspettato, perché quando giravo per la provincia trovavo largo consenso, e quindi ora abbiamo l'onore, ma principalmente l'onere di amministrare questa provincia. Speriamo al meglio, lavorando con costanza, cercando di portare avanti tutte le attività per fare crescere questo territorio. Quali le aspettative? Ma guardi, le aspettative sono quelle, noi diciamo che lavoreremo prima di tutto sulla scuola, ecco, ci concentreremo su quella che sono le ristrutturazioni degli edifici scolastici, ma anche l'innovazione dei laboratori scolastici, cercare di professionalizzare il più possibile per avere ragazzi, diciamo che per far inserire i ragazzi nel mondo del lavoro, ma poi dobbiamo concentrarci sulla viabilità, specialmente sulla viabilità interna, perché ci sono zone completamente disastrate. E in ultimo, diciamo, ma non per ultimo, il turismo e la promozione del territorio. Non è negabile che è una provincia difficile. Ma guardi, le cose difficili sono le sfide migliori, quindi io spero che questa difficoltà venga superata, e speriamo che da qua a breve si possa parlare della provincia di Agrigento e di Agrigento come delle zone virtuose. Vediamo la soddisfazione degli alleati che hanno appoggiato il candidato Pendolino. Per noi, per me, è una vittoria sia della coalizione, della nostra lista, di questa scelta che abbiamo fatto, ma in primis penso che sia la vittoria della provincia, sia la vittoria dei sindaci che lo abbiamo votato, scelto, voluto. Penso che finalmente dopo 12 anni si pone fine intanto a quello che era il commissariamento di queste province, si gira pagina, comincia un'epoca nuova, ci sarà un presidente e la nostra provincia da tutto ciò può trarre beneficio. Ricordo a me stessa che questo momento è un momento che finalmente pone fine ad un periodo troppo lungo, diciamo, di commissari che hanno fatto soltanto e hanno svolto soltanto compiti essenziali. Quindi oggi è una giornata storica non solo per la provincia di Agrigento, ma per tutte quelle province della nostra regione dove si è votato. Un risultato importante alla luce anche di una legge elettorale che non prevedeva a monte maggioranze né tantomeno premi di maggioranza, quindi per quanto ci riguarda l'essersi rivolti ai sindaci e individuare una personalità, possibilmente anche un imprenditore o qualcuno che l'ha fatto già bene nella propria gestione, è stata la scelta, mi permetto di dire, più importante, più intelligente, perché riuscire in un momento così particolare dell'ente provincia, cioè la ricostruzione, ritenevamo, così come peraltro è previsto dalla legge, di immaginare un percorso sereno di condivisione con più personalità possibile del mondo politico agrigentino. Questo non è stato possibile perché alcune frange politiche intendevano mettere il proprio candidato per accaparrarsi uno spazio politico, e noi invece abbiamo fatto un discorso diverso, condividendo con gli altri, soprattutto con i sindaci, la nostra presenza politica. La legge dice questo sul sistema elettorale, quindi nessuna attenzione né a centro-destra né a centro-sinistra, ma un'attività politica che si deve fare in questo anno e mezzo per poter ricostruire la provincia rispetto a quello che era fino al 2012. Dopo 12 anni di commissariamento si cambia pagina?
proprio questo, il ritorno della politica, il ritorno dei consiglieri provinciali, e speriamo che ci sia attenzione per il mondo della scuola, per il mondo, per la viabilità e per tutto ciò che sono le competenze della provincia. Avere la possibilità di un ente sovracomunale come la provincia che possa responsabilizzarsi per una serie di interventi importanti e significativi che riguardano più aree di comuni, credo che sia una scelta importante e soprattutto un'opportunità per il nostro territorio. La vostra alleanza con partiti del centro-sinistra potrà avere ulteriori sviluppi? Ripeto, la legge elettorale non prevede scelte partitiche di maggioranza o di minoranza. La legge è libera, c'è un sistema proporzionale puro che consente a ciascuno di potersi alleare. In questo momento mettere una bandierina a favore di un partito o di un altro, noi abbiamo ritenuto che non era il caso, bisognava lavorare tutti assieme per cercare di ricostruire un ente che in questi ultimi anni è stato soltanto commissario. Lei ha ricordato bene, 12 anni, e per quanto ci riguarda abbiamo preferito valorizzare il territorio. I sindaci diversi hanno accolto questa proposta, hanno individuato un soggetto politico che ha nel suo curriculum tante capacità non solo di amministrare ma anche di gestione di imprese che appartengono a se stesso e alla sua famiglia. Su questo noi contiamo che ci sia un rilancio della provincia di Agrigento. Innanzitutto speriamo che a vincere sia la provincia di Agrigento, un ente che si trovava senza guida, sotto una guida commissariale da diversi anni, senza una guida politica da diversi anni. Non c'è chi vince e chi perde, deve vincere il territorio perché le emergenze sono tante, sono ataviche, dalle strade provinciali alle competenze ambientali, agli edifici scolastici, quindi c'è solo da lavorare tutti insieme per far rinascere questa provincia che ha tanto bisogno di buona politica. Ha vinto il candidato da voi appoggiato. Ha vinto Peppe Pennolino, sindaco di Aragona, sostenuto da una lista in cui noi abbiamo dato il nostro contributo, quindi siamo contenti, ma da questo momento credo che bisogna lavorare tutti insieme per l'interesse di questa comunità.